Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 40, campionato B-Win a Franco Ossola. Davanti al suo pubblico il varese Giuseppe Sannino gioca per la certezza, poi per il miglior piazzamento possibile, terzo davanti a Novara, quarto per dei playoff inaspettati quanto meritati che potrebbero voler dire Serie A dopo quasi 40 anni. Sannino dopo 4 pareggi consecutivi vuole tornare a vincere, vuole continuare la sua serie positiva anche contro il Modena di Bergodi, quasi salvo questioni di pochi punti. Modena che perde Pasquato, ritrova Mazzarani, conferma Greco e Stanco, cambia per squalifica la difesa del Varese, non cambia vinto il suo attacco, avanti con Ebagua e Neto Pereira, cambia che però il centrocampo, deve uscire Frara, dentro Osushi, poi però subito il Varese in avanti, siamo al minuto 18, Concas nel mezzo, scivolano due centrali, ma svirgola il pallone Ebagua, grande occasione però per il Varese, chiede scusa Ebagua. Minuto 25, Giuseppe Greco si fa fuori tutta la difesa del Varese, poi col sinistro prova a sorprendere Zappino, grande intervento il suo, pallone in calcio d'angolo, grande numero però ancora di Greco che salta 3 uomini, poi col sinistro prova a cercare l'angolo impossibile, calcio d'angolo, ancora Greco, ancora Zappino, ancora calcio d'angolo, ne batte 2 consecutivi, il secondo pericoloso per la testa di Gozzi, pallone però fuori, siamo al minuto 26, poi al 38esimo il Varese carrozza, punizione però nel mezzo, Pesoli tutto solo col piattone sinistro, grande occasione, pallone però che finisce fuori, grande occasione questa per il Varese di Sannino, primo minuto di recupero, punizione, respinta la barriera, c'è Ebagua, lo stop, il sinistro, forte, centrale, c'è anche la papera, l'errore di Guardalben, poi l'esultanza con le carte dei giocatori del Varese, ma c'è il gravissimo errore davvero di Guardalben, pallone che passa praticamente sotto il suo corpo, le sue braccia, anche se c'è il tiro potente di Ebagua, gol numero 11 per lui, gol importante, comincia la ripresa subito con il Varese ancora in avanti con il pallone di Concas che non colpisce benissimo, c'è Guardalben, siamo al 7º, poi al 12esimo, fuga di Neto Pereira, si fa tutto il campo, taglio perfetto per Ebagua, sinistro ancora una volta millimetrico tra palo e Guardalben, pallone dentro, 2-0, cambia l'esultanza, cambia il risultato, 2-0 per il Varese, doppietta per il nigeriano Giulio Ebagua, gol numero 12, poi siamo al minuto 28, entrato Pasquato, la punizione forte e potente va centrale, Zappino ancora in calcio d'angolo, davvero ottima la soluzione, ottima la conclusione di Cristian Pasquato, entrato nella ripresa, però c'è la risposta di Zappino, perfetta in calcio d'angolo. Al minuto 40 si conclude la partita, passaggio al nido di Tamburini, l'errore ancora una volta di Guardalben, Concas ci crede, facile facile, d'esterno destro, la mette dentro, poi esulta così, ma c'è l'errore ancora una volta di Guardalben, non in perfette condizioni dopo Alfonso che è naturalmente infortunato, è entrato lui però non poteva far di più quest'oggi, forse non stava benissimo, ma qui c'è davvero errori pesanti, errori che pesano per il Modena. Il Varese vince, il Varese va velocissimo verso i playoff, il sogno Serie A, torna alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi, dimostrando anche di essere davvero in forma e pronto per giocarsi al meglio i playoff. Il Modena di Bergodi invece deve ancora soffrire.